Il 2019 apre le porte con i primi saldi anche tra i negozi della via Atenea di Agrigento, dove nonostante il freddo la gente effettua i primi acquisti dell'anno. I primi giorni di saldo hanno portato come al solito una certa affluenza perché la convenienza a comprare a saldo spinge la gente agli acquisti. Dobbiamo dire che tutto sommato siamo sui dati storici degli anni passati e quindi tutto sommato possiamo anche ritenerli soddisfacenti. Qual è la differenza tra prima dei saldi e adesso? C'è una maggiore affluenza? Fra prima e dopo sicuramente sì, perché la gente sempre più acquista a saldo in quanto lo trova più conveniente, quindi diciamo che in percentuale sono calate le vendite a prezzi normali, chiamiamole così, invece aumenta sempre più il pubblico che si rivolge agli acquisti a saldo. Come procedono i saldi? La crisi si fa sentire? Assolutamente no, noi stiamo lavorando bene nonostante il freddo, c'è affluenza di persone, sarà anche il fine settimana, però stiamo lavorando molto bene. Noi siamo una boutique, non siamo un negozio commerciale, quindi già questo fa la differenza. Non notiamo molta differenza tra il saldo e non il saldo perché durante il corso dell'anno ci sono sempre promozioni e quindi a noi non cambia nulla. Hai già fatto degli acquisti? Sì, poco fa sono passato dal centro commerciale per acquistare delle cose, però il grosso lo prendo al centro commerciale, poi in via Atenea vengo per prendere qualcosa.